Rimane in carcere Guerrino Minto, 70 anni, imprenditore agricolo in pensione che venerdì scorso ha ucciso con un fendente al cuore il figlio Alessandro di 21 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato il provvedimento restrittivo richiesto dal pubblico ministero Francesca Cruppi a carico dell'anziano genitore. Nonostante l'avanzata età, il GIP ha ritenuto di non concedere gli arresti domiciliari all'uomo, soprattutto per tutelare l'incolumità di altri parenti, visto l'aggressività manifestata dall'anziano. L'accusa nei confronti di Guerrino Minto è di omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto contro un discendente e dai futili motivi, il denaro. Nel corso dell'udienza di convalida, il settantenne ha praticamente confermato la ricostruzione già resa al pubblico ministero Francesca Cruppi in sede di sopralluogo. L'anziano ha ancora una volta raccontato di aver litigato con il figlio per una questione di soldi. 500 euro la somma in discussione, soldi che il genitore aveva prestato al figlio Alessandro, 21 anni, operaio di una ditta di Mestre, per comprarsi un motore per il barchino, la sua passione. Venerdì a pranzo la discussione. Guerrino chiedeva che il figlio gliene restituisse una parte, 200 euro, per arrivare alla fine del mese. La discussione è degenerata. Alessandro, secondo il racconto reso dal padre Guerrino, lo avrebbe fronteggiato arrivando con i pugni al volto. La paura, la rabbia e la furia cieca hanno armato la mano di Guerrino del coltello rimasto sul tavolo della cucina, colpendo Alessandro, un colpo solo, dritto al cuore. Una tragedia familiare che ha lasciato sconvolto il comune di Campagnalupia, dove la famiglia era conosciuta. Sul cancello di casa, in via Primo Maggio, è comparso un piccolo mazzo di rose, 3 rose rosse legate all'inferiatra, 3 rose d'amore. Un amore, quello interrotto tra Alessandro e la sua giovane fidanzata ancora minorenne e distrutta dal dolore, come ci raccontano i familiari della giovane che per riservatezza non abbiamo voluto inquadrare in volto. Una cosa triste, perché non doveva succedere sta roba che so qua. Ma il papà come era? Guarda, Lo conoscevate? sì, ma mica ho parlato sì, no, 3 volte assieme, basta. Però è una roba molto dolorosa, molto triste sta roba che so qua. Qua è una situazione veramente bruttissima in questo momento. Non vuole vedere nessuno? Più che altro è il modo, quello che è successo. Un dolore incolmabile che ritroverà tutti domani sera alle 21 per una veglia funebre in parrocchia, mentre i funerali di Alessandro Minto potrebbero tenersi a metà settimana, appena si avrà il nulla osta dopo l'autopsia. In occasione dei funerali il sindaco ha deciso di decretare il lutto cittadino, il saluto dell'intera comunità ad una giovane vita stroncata.